Vero o falso? Questa è la domanda importante. Dici, ma vuoi parlare di calcio? Sei sul sito Pallonaro? Ci arrivo, il calcio ci arrivo. Ma stamattina mi è venuta questa riflessione perché vedendo le previsioni del tempo ho visto solo menzogne. Addirittura il meteo.it, che probabilmente da quello che ho compreso è quello più ricco di sponsor, di pubblicità e quant'altro, sono 3 giorni che dà a Monterozzi massimo 23 gradi e a Roma addirittura 21. Io 2 giorni fa stavo a Roma, a mezzogiorno ce n'erano 30. E oggi io secondo me promette benissimo, ma perché deve mentire il meteo.it? Pensateci, perché sono distratti, ma la vedo dura, perché c'è qualcuno che la mattina gli dice dai non spaventare i cittadini, anche se siamo fuori norma metti di meno perché sennò poveri cittadini entrano nel panico. Non oso pensare che possa essere una cosa del genere, così come io oggi mi sono messo gli occhiali perché voi non saprete mai, visto che non vedete i miei occhi, se io dico il vero o il falso, perché ricordatevi, gli occhi sono lo specchio dell'anima. E questo viene affermato con assoluta naturalezza, no? È un luogo comune, ma l'anima qualcuno l'ha mai vista? Con questo non voglio negare l'esistenza dell'anima, ma anche la cosa più importante, c'è qualcuno che è in grado veramente di capire che cosa dicono gli occhi di un uomo con cui stai parlando? E così possiamo scivoliamo felicemente nell'orda pallonara, ma i fischietti di che materiale sono? Perché sono quelli e non sono altri? Perché alcuni arbitri bravissimi stanno lì e altri meno bravi stanno lì? Cosa è vero e cosa è falso? Ma il fischio lì è vero o falso? Ma io a sto punto oserei dire, ma il VAR è vero o falso? O ci sono degli alieni che controllano la ripetizione dell'azione per rendere il tutto assolutamente incomprensibile? Signori, noi siamo dentro questa cascata che non è di diamanti, ma di menzogne. Questo è il senso della vita, come direbbero i Monty Python, anche se loro lo direbbero in modo molto spiritoso e divertente. Io credo comunque di non essere stato drammatico. Signori, meno 3 significa che mancano 3 partite alla fine del campionato e se noi continuiamo con questo trend potremmo addirittura arrivare ottavi o settimi. Chi dice che te ne importa? No, è carino, voglio dire, questo a testimoniare che avendo trovato la formula che mancava al Monterozzi, che poi era di una semplicità sconvolgente, voglio dire, ecco che i risultati vengono anche con una squadra rabberciata nel senso degli infortuni, delle qualifiche e addirittura stiamo giocando senza attaccanti di ruolo tranne per piccoli spezzoni di partita. Quindi reduci dalla strepitosa vittoria a Rieti, al quale auguro vivamente di andare in C, anche perché il prossimo anno il Monterozzi vincerà la Serie C oppure cercherà di lottare per la salvezza. Anche questo, vero o falso? Crediamo nella prima o crediamo nella seconda? Questo mondo, ragazzi, è proprio così, dispari nel senso destra-sinistra, buoni, cattivi, belli, brutti, bravi e non bravi. E domani c'è, non ricordo più con chi giochiamo domani, questa è una cosa che veramente non ditemelo perché devo fare la figuraccia io, devo avere la responsabilità di tutte le figuracce che faccio ogni volta col silenzio del press. Domani giochiamo, porca miseria, non vi rendete conto ma di cosa stiamo parlando? Io non mi ricordo con chi giochiamo domani. Come? Cassino, ecco perché era la parola che mi creava un problema di pudore, Cassino, che è una piccola cassata o forse chissà cos'è. Mi ricordo loro ci hanno fatto una ottima accoglienza, noi la ripeteremo e speriamo come sempre che sia una bella partita, che l'arbitro sia nella condizione atletica, fisica e spirituale giusta e corretta insieme ai guardalinee, perché voglio dire è importantissimo, perché sono loro che dirigono come grandi direttori d'orchestra il gioco della geometria del calcio, che dovrebbe essere, lo ripeto sempre, un gioco e non una guerra. Che cosa ha preso il press stamattina? Troppo caffè, questo è il significato. Oppure è vero e falso? Qual è? Cioè sono così, io sono sempre così o sono così stamattina perché ho preso il caffè? Non lo sapremo mai e questo è il gusto della vita, non sapere mai, mai. Ma c'è
una possibilità nella vita di sapere, questo è il grande interrogativo che regalo a tutta la Tuscia, a tutti i tifosi del Monterosi, all'amministrazione comunale, a tutta la gente che circola per le strade e viva, e viva, e viva, e alleluia, come sempre, a cosa non si sa.